BMW svela al mondo la nuova X6 Jaguar XE SV Project 8 al Nürburgring per un ulteriore strabiliante record in casa Opel. Arriva il nuovo Movano. BMW ha presentato la nuova generazione della X6 che arriverà sul mercato a fine anno. Giunto ormai alla sua terza serie, la Sport Activity Coupé bavarese è più grande rispetto alla precedente versione e grazie agli accorgimenti degli ingegneri e progettisti tedeschi e alle tecnologie a bordo offre una dinamica di guida davvero unica. Oltre alle dimensioni cresce la griglia anteriore così come le prese d'aria che le conferiscono un carattere sportivo. Nonostante appunto le dimensioni, la linea della fiancata la rende comunque snella. Gli interni sono progettati per offrire un'esperienza di guida esclusiva e dinamica, la struttura chiara conferisce all'abitacolo un aspetto moderno e sportivo, lo spazio a bordo è molto, così come nel bagagliaio dove nonostante la linea coupé si può arrivare ad una capacità di carico a sedili abbattuti fino a 1530 litri, all'interno c'è davvero di tutto, dai sedili multifunzione massaggianti al clima a 4 zone sino ai portabicchieri termoelettrici, la si può scegliere in versione M50 a benzina o gasolio oppure nella variante X-Drive 40i. Tutte le varianti della nuova X6 soddisfano i requisiti dello standard sulle emissioni Euro 6 di temp, trasmissione Steptronic a 8 rapporti che permette di ridurre i consumi, il Dynamic Damper Control è incluso di serie, le sospensioni Adaptive M Professional con stabilizzazione attiva del rollio e Integral Active Steering conferiscono alla vettura caratteristiche di guida eccezionalmente agili e dinamiche. Un giro sugli oltre 20 km del Nürburgring in soli 7 minuti 18 secondi e poco più di 36 centesimi è quanto è riuscita a fare la Jaguar XE SV Project 8, una berlina mossa da un motore 5000 V8 sovralimentato portato a 600 cavalli dagli ingegneri della divisione Special Vehicle Operations della casa. Più che una berlina ha le sembianze di un mostro di potenza, controllo e aerodinamica, tutte le caratteristiche che le hanno permesso di migliorare il precedente record che per la cronaca era sempre suo di ben 7 secondi. Per ottimizzare le prestazioni e la precisione dello sterzo per il giro record le sospensioni a doppia molla con regolazione dell'altezza della vettura sono state tarate per l'utilizzo in pista, così come lo spoiler anteriore e la letta aerodinamica posteriore in fibra di carbonio utilizzata per ottenere la massima deportanza e stabilità. Inoltre la Project 8 è stata equipaggiata con i nuovi pneumatici Michelin Pilot Sport Cup 2R ad alte prestazioni, testati e selezionati dagli stessi ingegneri della divisione SV per le loro capacità in pista. Grande, spazioso e sicuro, il nuovo Opel Movano è più moderno e pratico che mai, numerosi sistemi e tecnologie di assistenza alla guida rendono la vita lavorativa più sicura e più piacevole, tra di essi spicca la telecamera posteriore, le funzioni come l'allerta dell'angolo cieco e il Lane Keep Assist, a ciò si aggiunge un'eccellente offerta di connettività e infotainment con i sistemi compatibili con Apple CarPlay, Android Auto e funzioni di ricarica wireless a bordo. L'abitacolo del nuovo Movano è configurato come un moderno ufficio mobile con ben 22 vani e spazi portaoggetti, c'è tantissimo spazio per tutto quello che serve. La vita è resa ancora più facile da soluzioni intelligenti come il vano portaguanti Flex Tray che si apre come un cassetto e il cui volume può raggiungere i 10 litri e mezzo. Il sedile a sospeso pneumatico permette a chi guida di viaggiare sempre nel massimo comfort. Come in precedenza, il nuovo Movano in versione furgone è disponibile in 4 lunghezze e 3 altezze con una massa complessiva che può raggiungere le 4 tonnellate e mezzo e 17 metri cubi di volume di carico.